Dovete contestarmi quello che ho detto, però. Non andare. Perché è una tecnica dialettica che conosciamo tutti. La tecnica è contesta quello che ho detto. Quello che ho detto è vero o no? Quello che ho detto è vero o falso? No, è falso perché tu è falso? Lo verificheremo. Tu dici che è carta straccia questa cosa. No, lo verificheremo. Io ho detto che è su base volontaria la rotazione. È vero o no? È un dato questo. Bene. Questo è un dato. Che riguarda solo i migranti che arrivano con l'NG, è vero oppure no? È vero? E che deve essere ratificato? È vero. E che all'accordo non partecipa la Spagna e la Grecia? È vero o no? Di fronte a zero accordi. Rispondimi a questo, è vero o no? Eravamo di fronte a zero accordi. Non è che io ti ho detto delle qua. Eravamo di fronte all'isolamento. Dovevo far parlare Baldin, che onestamente toccava Baldin, dai, dopo torniamo su quelli che questo, Assessore, è il primo punto di partenza. Ovviamente si faranno altri incontri sperando che aderiscano la maggior parte dei paesi, anche perché vorrei ricordare solo se è sbagliato quello che ho detto. Un'eredità che abbiamo ricevuto, dimmi solo quella se del è falso quello che ho detto, dimmi solo questo. Che non hanno fatto i 5 Stelle chiaramente. Dimmi solo se è falso quello che ti ho detto. No, è falso quello che tu dici che è carta straccia. Serve l'unanimità di tutti i paesi, non è carta straccia. Contestami le considerazioni che io ho fatto, contestami quelle. Ho detto il falso? Ma anche un'altra cosa. No, io sono questo, ragazzi. Ma perché è carta straccia la mia opinione. Vi prego, Baldin, concluda. Fatto un accordo. Aspetti, Pellicani, concluda. Io dico che in 14 mesi non è mai stato fatto nessun tipo di accordo, ok? È vero? Quanti rimpatri sono stati fatti da Salvini, cosa che aveva detto all'inizio? No, ma scusa, parlavamo dell'accordo di oggi. No, come no? Scusa, lui ha fatto una domanda sull'accordo di oggi. Non ti ha detto quanti rimpatri ha fatto Salvini?